Beppe Zambito, segretario provinciale del Partito Democratico, ecco, è scoppiato questo caso di Ribera. Oggi avete indetto una conferenza stampa, addirittura si parla di tessere a un ex parlamentare regionale che non c'è più. Intanto parliamo del tesseramento del 2016, quindi mi dispiace che si alimentino delle situazioni che non esistono, in quanto il tesseramento del 2016 e quindi ci poteva stare pure che stava nell'elenco. Da una verifica che io ho fatto come commissario ho potuto anche capire l'equivoco, e si tratta semplicemente di una trasmissione di dati e quindi semplicemente di una trascrizione e di un semplice errore. Da questo si vuole creare un caso, evidentemente perché forse qualcuno vuole giocare screditando il Partito Democratico. È un tesseramento assolutamente regolare. Tra l'altro lo dimostra anche la comunicazione che la Commissione Provinciale di Garanzia aveva fatto precedentemente ad alcuni circoli, sostenendo che era necessaria un'ulteriore diciamo, verifica. È una prassi che noi adottiamo e abbiamo fatto per lo scorso anno. Lo scorso anno ricordo che per alcuni circoli sono state annullate diverse tessere, quindi per noi la trasparenza e la garanzia che tutto sia a regola è assolutamente, come dire, una nostra prerogativa. Si è voluto, evidentemente non so chi e per quale motivo, o meglio lo posso immaginare, ma non voglio fare di cattivi pensieri, perché alimentare questo tipo di discorso in una provincia dove il tesseramento avviene regolarmente, in modo molto regolare, sinceramente mi lascia un po' perplesso, anche perché manca il movente di questo delitto. Ha avuto anche l'appoggio di Raciti, che ha detto che quest'anno il tesseramento sarà molto rigoroso, saranno controllate tutte le varie fasi per cui si ci arriva, in un momento che tra l'altro diciamo, il Partito Democratico sta affrontando il nuovo percorso dopo la scissione che c'è stata, diciamo, avviandosi alle primarie che saranno il prossimo 30 aprile, segretario. Raciti conosce benissimo come noi ci muoviamo, come abbiamo avuto lui prova di come la provincia, il partito provinciale si muove rispetto alle regole, per cui sa benissimo come funziona. Certo, un po' di perplessità ce l'ho, voglio dire, chi ha deciso di lasciare questo partito lo lasci, ma sul serio, non è necessario lasciare, voglio dire, ognuno può fare liberamente altre scelte, e non c'è bisogno che qualcuno magari nel dubbio rimanga o possa alimentare altre cose. Noi in questa fase vogliamo chiarezza da parte di ognuno che sceglie di adere al Partito Democratico, che lo faccia consapevolmente, senza nessun dubbio, e quindi sia per il tesseramento sia rispetto a una scelta politica che è quella di stare dentro il Partito Democratico, ognuno deve avere idee chiare. Dentro questo partito poi c'è un dibattito, ci sono differenze, ci può essere. Come sempre abbiamo garantito la massima discussione su tutto, però stando dentro a questo partito. Mi preoccupa il fatto che un'email che è interna a questo partito vada a finire sulla stampa e non capisco le motivazioni. Questo non vuol dire che da parte mia c'è un intervento per chiudere o per chissà che. Abbiamo delle regole, ci regoliamo su quello. Se queste regole vengono in qualche modo diciamo, disattese c'è un problema. Il commissariamento non vuol dire avercela con qualcuno, anche perché il segretario del Circolo di Ribera sa bene che quello è un elenco suo dell'anno precedente che per errore è stato inserito anche quest'anno, quindi non c'è nessun intervento da parte del provinciale per alimentare diciamo, anagrafi di che sia.